Buonasera a tutti, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. L'appello da parte del Segretario. Cappelletto Matteo, Moro Luigino, assente, Fanton Rita, Salgarella Ambara, Pellizzon Stefano, Caneo Vallì, assente, Schiavon Claudio, Marchiori Mauro, Crosariol Michela, Gastaldo Gianni, Segatto Alberto che è assente, Ciolin Mattia, Meda Pietro, assente, Canali Giuseppe, Geretto Francesca, Ricatto Luca, Gianluca. Il numero per adesso. In piedi per l'inno. Nomino gli scrutatori. Maggioranza Ceolin Crosariol, opposizione Vian. Primo punto all'ordine del giorno. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 30 del 1 marzo 2018 con oggetto variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Per la relazione la parola al Sindaco. Sì, buonasera a tutti. Con la variazione in oggetto che viene ratificata dalla proposta ratifica del Consiglio, si tratta di una delibera di giunta del 1 marzo approvata dalla Giunta in quanto era arrivata la comunicazione della rendicontazione entro il 30 di aprile per dei contributi che sono stati erogati a fronte degli eventi calamitosi che hanno coinvolto anche San Stino dal 30 gennaio ai primi giorni di febbraio, e quindi con la comunicazione della venuta destinazione di ulteriori 10.000 euro che sono andati a impinguare uno specifico capitolo, che sono stati impegnati e utilizzati per ripristinare un cedimento stradale arginale su Via Prese e altri 2.850 euro che sono stati impegnati per continuare la riasfaltatura di Via Fosson, che era una delle aree interessate dal fenomeno. È aperta la discussione. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Voti favorevoli. Il Consiglio approva all'unanimità. Secondo punto. Approvazione della Convenzione con l'ATER per l'affidamento di funzioni ed attività relative all'amministrazione e gestione degli alloggi ex demanio dello Stato di proprietà comunale. Per la relazione la parola al Sindaco.
Sì, come approfondito in Commissione, questa è una convenzione che nasce dalla necessità di regolarizzare i rapporti tra il Comune Ater per la gestione di 20 alloggi presenti nel territorio che sono stati ceduti anni e anni fa dal demanio ai comuni e che erano gestiti già da prima da Ater per conto del demanio e quindi successivamente poi con il passaggio di proprietà ai comuni hanno continuato in questo tipo di gestione. Questi alloggi erano circa un'ottantina, oggi sono rimasti 20 perché per gli altri si è provveduto, insomma, alla vendita secondo i canoni, secondo i requisiti previsti dalla normativa regionale per l'alienazione di questo tipo di alloggi. Ater ha comunicato che per dare forma e sostanza alla gestione di questi alloggi era opportuno sottoscrivere a partire dal 1° di luglio di quest'anno una convenzione che regolasse i rapporti tra l'ente proprietario, quindi il Comune, e l'Ater, con due soluzioni diverse dal punto di vista dell'aspetto economico e gestionale. Si è optato per questo tipo di convenzione che è stata proposta e presentata in Commissione, che prevede quindi la gestione, affidare a Ater la gestione e l'amministrazione degli immobili di proprietà del Comune di questi 20 alloggi, e Ater si provvederà alla stipula dei contratti di locazione con gli assegnatari, l'accertamento dei redditi secondo le normative della legge regionale, si occuperà della debito, la riscossione, della contabilizzazione dei canoni, insomma di tutta la gestione economica e burocratica da parte del gestore, quindi di Ater, dei contratti con gli inquilini di questi alloggi. Per fare questo il 50% di questo degli incassi verrà incassato e trattenuto a Ater, il resto resterà nella disponibilità del Comune e verrà utilizzato in parte per le coperture, per i costi delle coperture assicurative, utilizzando tra l'altro la convenzione che Ater ha con un soggetto, insomma, assicuratore che ha una convenzione per tutti gli alloggi Ater, e quindi questo ci permetterà di avere anche dei costi limitati, di farsi carico del versamento delle quote dell'1% dello 0,5 previste per il fondo sociale e per le emergenze cosiddette e gli interventi di necessità previsti. Al Comune resterà in carico quella che è la straordinaria manutenzione, l'ordinaria manutenzione poi di fatto, come diciamo anche l'altra sera in Commissione, rimane a carico dell'inquilino. Ovviamente per quanto riguarda anche gli aspetti futuri eventuali di alienazione o vendita, si definisce anche che ci sia tutta una gestione secondo le modalità e i criteri già previsti dalla normativa regionale per i piani delle nazioni che riguardano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e assimilati, ovviamente di concerto con il Comune. Mi pare di aver detto, ecco, la convenzione dura 5 anni e mi pare di aver toccato un po' i punti salienti, diciamo, rispetto a quello che già accade non cambia nulla se non una formalizzazione di quelli che sono i rapporti tra l'ente gestore, in questo caso l'Ater, e il Comune, e una formalizzazione anche di quelli che sono i rapporti economici per la gestione di questo tipo di attività. È aperta la discussione. Gruppo Canali, prego. Grazie. Questa sera abbiamo un consiglio che per la maggior parte verte su approvazioni di convenzioni, quindi cose un po' tecniche e come posso dire, tecniche ma anche amministrative, nel senso che sono dovute e quindi proprio perché sono dovute credo che ci sia quest'area di fine anno scolastico, perché mi pare che dalla fine della maggioranza, se noi uscissimo dall'aula, il numero legale questa sera non ci sarebbe, e quindi, come posso dire, noi facciamo il nostro dovere di consiglieri e quindi approveremo e valuteremo queste delibere, poi se del caso le approveremo, così come approveremo questa. L'unica cosa che forse in Commissione non abbiamo chiesto, ci eravamo detti, no? Come noi mettiamo sempre in vendita questi 20 alloggi che però
ci è stato spiegato per diverse ragioni non sono gli inquilini non sono invogliati ad acquistarli, ma non so se è possibile sapere quale sarebbe grosso modo il valore economico se fossero venduti, avete idea di a quanto ammonti indicativamente? Sì, da quanto mi ricordo mi pare che gli altri che sono stati venduti in nessun caso hanno mai superato i 20.000 euro come valore, i valori maggiori arrivava attorno ai 20.000 euro, quindi cifre, ecco, il parametro è quello infatti come dicevo su 80-60 hanno colto questa nel tempo, insomma in base alle occasioni, questa opportunità. Sono rimaste una serie di situazioni per le quali, come si ragionava l'altro giorno, gli affitti in questo caso, proprio perché sono situazioni di redditi molto bassi, pagano affitti anche attorno ai 15-20 euro al momento, fino a quando non verrà dato atto della nuova legge che ha approvato la Regione Veneto e che prevede alcune cose sulle quali io sono molto favorevole, per cui il canone minimo che non può essere mai inferiore ai 40 euro, che non è una cifra però vuol dire raddoppiare, noi abbiamo molti casi nel territorio dove pagano 10 euro al mese, che sono cifre che quasi costano di più gli aspetti di redazione dei contratti di locazione, quasi più dell'introito, ecco, e con situazioni di questo tipo ovviamente poi viene meno, perché se facciamo un conto sono 300 euro all'anno, anche 20.000 euro, sì, ci si mettono 100 anni quasi, no? Ci mettono 70 anni per arrivare, no? E quindi i casi che sono rimasti sono effettivamente i casi più estremi, insomma, quindi periodicamente comunque quando c'è non solo il piano delle alienazioni comunale ma anche l'ambito di attività di informazione per quelli che sono soggetti alle procedure e all'eventualità di disponibilità di acquisizione, ci sono poi delle comunicazioni ad hoc previste che informano il cittadino e gli dice guarda che se vuoi siamo nel momento nel quale si può fare questo tipo di attività, e quindi informati, sono informati, quindi l'opportunità è questa. Io rispetto alle prime considerazioni fatte ovviamente non posso che condividere e apprezzare l'atteggiamento dei consiglieri, proprio perché è un consiglio che ha questioni molto pratiche, molto amministrative, è un consiglio nel quale ho chiesto agli uffici di predisporre un po' quali erano le necessità rispetto alle tempistiche, proprio per il fatto che adesso nel prossimo mese il consiglio potrà essere convocato solo per questioni funzionali obbligatorie e le convenzioni, questi tipi di rapporti non hanno, sapendo che poi insomma la nascita del nuovo consiglio avrà i suoi tempi, quindi per evitare di trovarci o in ritardo o fuori convenzione o magari con situazioni di limbo, è opportuno che il consiglio insomma si metta nelle condizioni di. Questa sera purtroppo nell'ultima ora ci sono state 2 defezioni per motivi di salute, abbiamo Schiavone in pronto soccorso lavorando a Calce, la Baluffa a Calce, e la Vallica ha avuto insomma un mancamento e quindi non riusciva a arrivare, quindi ho detto, insomma, visto le tematiche insomma, e sapendo di avere a che fare con dei consiglieri di opposizioni che insomma fanno la loro parte di polemica, di attenzione, di contestazione quando è il dovere, che però hanno anche il senso, insomma, ero certo insomma, di questa vostra attenzione, visto anche i temi all'ordine del giorno. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Allora, voti favorevoli. Anche in questo caso il Consiglio approva all'unanimità. Terzo punto. Convenzione dell'AUSL 4 Veneto Orientale per le prestazioni di primo soccorso a favore di animali d'affezione feriti nel territorio comunale, vaganti, non identificati e o senza proprietario. Per la relazione la parola al Sindaco. Sì, anche questa è una convenzione che va a regolare dei rapporti che fino ad oggi sono stati degli interventi, sono stati gestiti in maniera impropria da parte dell'azienda sanitaria locale, nel senso che la normativa che riguarda la responsabilità rispetto alla cura e alla tutela degli animali insistenti sul territorio comunale senza proprietari o non identificati deve essere garantita dall'amministrazione comunale. L'ASL ha quindi verificato la possibilità di predisporre una convenzione da proporre a tutti i comuni dell'area, essendo lei organizzata con il servizio veterinario, con le reperibilità, con le convenzioni con gli ordini dei veterinari a gestire questo tipo di situazioni, per cui si va a normare gli interventi, no, da parte dell'azienda, le modalità di erogazione quando
vengano rinvenuti animali d'affezioni che abbiano bisogno, vittime di incidenti stradali o comunque in condizioni dove è necessario l'intervento da parte del servizio veterinario, i quali si occuperanno, ovviamente su segnalazione del cittadino, di intervenire tramite il servizio di reperibilità dell'ASL, di garantire il primo intervento, di garantirne le cure, e viene normato anche il rapporto, perché in questo caso dal 1° luglio, mi pare sì, dal 1° luglio sì, di quest'anno, l'ASL ha comunicato che da quel punto non farà più questo servizio come sta facendo oggi, accollandosi le spese, ma lo metterà in carico ai comuni. Quindi dice, invece di avere una previsione che non si sa mai, può essere un anno non ti capita nessuno, un anno che te ne capitano 4, un anno 2, di prevedere una convenzione che al costo di 1.300 euro, 20.000 euro per tutti i comuni del Veneto orientale rapportato al numero di abitanti, che nel nostro caso significa 1.300 euro, per occuparsi di questo tipo di attività di intervento, per il recupero, come dicevo, gli avvio presso le strutture di cura, fatti i casi, salvi i casi di animali feriti che richiedono interventi urgenti. Le prestazioni da parte dei medici veterinari devono essere assoggettate all'autorizzazione dell'ASL. Sono escluse dalle prestazioni ovviamente gli animali a cui venga identificata la proprietà, e quindi con l'identificazione sarà cura poi del proprietario farsi carico delle spese e corrisponderle all'azienda sanitaria. Ecco, nell'ambito di questa convenzione sono poi previste tutta una serie di campagne di sensibilizzazione per quanto riguarda sia l'applicazione dei microchip, sia per quanto riguarda l'attività di sterilizzazione, proprio per evitare il proliferare degli animali, soprattutto se sono liberi e vaganti nel territorio senza controllo. Ecco, e quindi si potranno anche sviluppare campagne specifiche con le scuole, con la popolazione, e al tempo stesso anche definire accordi per prevedere delle prestazioni agevolate. Essendo una nuova convenzione questo tipo di servizio avviene in via sperimentale per l'anno in corso, e poi eventualmente le amministrazioni potranno prorogare per più anni la convenzione. È aperta la discussione. Gruppo Canali, prego. Quello degli animali d'affezione è un tema che mi è caro e ne avevamo discusso anche in commissione. Intervengo per riprendere e sottolineare alcune cose che mi sono state illustrate in sede di commissione, ma che credo che sia utile ribadirle anche qui. Come utente della strada, io se dovessi travolgere un cane non saprei chi chiamare per il servizio di reperibilità. Spero che il 112 abbia numero, perché altrimenti non saprei, e come me penso che molti cittadini non lo sappiano, e quindi potrebbe essere utile che nel giornale del comune o in qualche modo, insomma, venisse evidenziato questo numero. Sia anche il 112, basta informare ai cittadini che numero può essere composto per attivare questa forma. E l'altra cosa è che io credo che un animale, insomma, non debba vivere il resto della sua vita in una gabbia, ma che anche esso abbia diritto a una famiglia che gli voglia bene e che quindi possa stare bene, e che quindi gli animali che vengono trovati nel nostro territorio privi di microchip, dopo le prime cure e quindi la chippatura e quant'altro, non vengano immediatamente avviati presso il canile, ma se possibile venga svolta tutta quell'attività tramite i social che può favorire l'adozione di questi animali, siano cani, gatti, in modo tale che, come posso dire, c'è una prima diffusione delle foto di questi animali e che quindi suscitano poi nelle persone magari anche la volontà di adottarli, e quindi da un lato diamo a questo animale la possibilità di trovare una famiglia e dall'altro evitiamo costi per il comune, perché una volta che sono avviati al canile è più difficile, secondo me, il percorso di adozione. Sì, giustamente è stato sollecitato questi due temi anche in commissione, tra l'altro poi
ieri ho sentito il dottor Viola, proprio perché fortunatamente non mi è capitato di dover trovarmi necessità di chiamare i servizi veterinari in orari il sabato sera alle 10 per capirci, e gli ho chiesto se effettivamente come funziona, qual è il numero. I numeri sono i 2 numeri dei servizi veterinari, e tra l'altro mi ha girato quest'oggi una brochure che aveva preparato l'ASL in PDF, mi fa se può essere utile proprio perché gli ho chiesto, guarda, è emerso la necessità di farlo pubblicare sia sul sito sia eventualmente nei prossimi numeri del giornalino. Metto che oggi è già così, i numeri dei 2 servizi veterinari di Portogallo hanno la deviazione di chiamata rispetto al veterinario dell'ASL reperibile, che poi contatta di zona in zona il veterinario in servizio per quell'ora, proprio perché può esserci necessità di concordare anche gli eventuali interventi da fare o autorizzarlo. E quindi vedo quelli sono i 2 numeri, e sicuramente è opportuno, per cui come dicevo mi ha girato una brochure che l'ASL aveva preparato che raccoglie una serie di informazioni per i cittadini su come custodire le attenzioni, alcuni suggerimenti pratici su come tenere gli animali, e in più i numeri proprio da questo punto di vista, e credo sia utile riproporre insomma quello che era stato apportato in un numero del periodico qualche mese fa, insomma qualche edizione fa, di riprodurre nuovamente, magari con l'occasione di riportare tutte le informazioni da questo punto di vista. Insomma, il prossimo numero sarà seguito dalla prossima amministrazione, però credo sia opportuno e utile che sia dedicato uno spazio per riproporre le foto degli animali che a oggi ancora sono in canile, e al tempo stesso fornire questo tipo di informazioni proprio perché si sappia come comportarsi in caso di emergenza. Sì, prego. Io ho solo una curiosità da chiedere, signor Sindaco, se magari può soddisfarmi. All'articolo 6 della Convenzione si parla di un costo complessivo dell'importo di questa Convenzione per tutti i comuni di 20.000 euro, da suddividere, e parla che sarà soggetto a conguaglio dopo la verifica degli effettivi costi. Cosa significa? Che questo è un esperimento pilota, si vede quanto incide e eventualmente qual è il massimo della parte contributiva del nostro comune, se va in funzione degli interventi o rimane fisso, e se eventualmente, ne avete parlato in conferenza, se la parte eccedente di quello che non viene adoperato, e speriamo che nessuno ammazzi o ferisca animali di nessun tipo, e quindi questi soldi, se questi vengono rimessi a deposito e eventualmente investiti per un'altra iniziativa. Grazie. Sì, domanda. Allora, il costo sostenuto all'ASL in questi ultimi anni è sempre stato attorno ai 10 euro, quindi la loro media è attorno alla metà di questo costo per tutti i comuni del bacino. L'occasione della sottoscrizione della convenzione, siccome nella discussione in conferenza era emerso il tema di dire è necessario anche fare tutte queste attività di sensibilizzazione proprio per evitare, soprattutto le colonie feline, animali che poi sono allo stato libero e che quindi magari più di qualche volta possono essere investiti o oggetto di questo tipo di incidenti, era stato concordato di dire 10.000 è tendenzialmente la media del costo sostenuto in questi anni, prevediamo una somma uguale proprio per essere nelle condizioni di ammortizzare magari eventuali esploit, cioè arrivi a 12, 13, 14, anche se non è mai successo, ed avere una quota proprio per sensibilizzare, per fare queste attività, materiali, promozione, quello che può servire. L'aspetto sperimentale dell'anno nasce proprio da questa questione di dire poi l'anno prossimo, tarata la convenzione, vista l'operatività, visto come funziona, se il sistema funziona, continuare a riproporlo e decidere anche quali attività mirate di sensibilizzazione farle, se più nelle scuole, se più con gli anziani soli. Perché ad esempio uno dei temi toccati è quello che a volte capita delle persone indigenti, cioè la signora sola che vive di pensione minima, che ha 10 gatti, no, perché non sterilizza la sua gatta, è un animale da compagnia, e però la gatta dopo ovviamente continua a far gatti, quindi è opportuno che ci sia un sistema per cui questa signora, se gli si chiede 100 euro, 150, non so quello che è il prezzo per fare la sterilizzazione, probabilmente non la fa. Quindi in questo momento su segnalazione dei servizi intervenivano ad hoc, però probabilmente è molto meglio che la cosa abbia un suo criterio, una sua forma, si stabilisce che sono 40 euro, vengono pescati da questo plafond, con un meccanismo insomma di valutazione. Quindi ecco, l'idea era un po' questa, quindi 10.000 è più o meno il costo sostenuto in questi anni mediamente della
degli interventi e dei costi di operazioni sugli animali o di servizio di recupero, 10.000 per attività di questo tipo personali. Capito che se la cosa funziona e riesce a rispondere alle esigenze del territorio, poi con la nuova convenzione o riconfermarla oppure inserire quelle modalità operative che possono chiarire bene i compiti e quant'altro. Siamo alla votazione. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Votazione per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Quarto punto. Convenzione con la Città Metropolitana di Venezia per l'affidamento della verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di viaggio nel trasporto pubblico locale. Per la relazione la parola al Sindaco. Sì, anche questa è una convenzione in essere da diversi anni che andava in scadenza e che adesso si ripropone che il Consiglio rinnovi fino alla fine del 2022 e prevede le attività di rilascio di tessere di abbonamento a regime tariffario agevolato previste per determinate tipologie di utenze dalla legge regionale 19 del 96. Per citarne alcune, queste categorie sono quelle dei pensionati con trattamento economico non superiore al trattamento minimo INPS, invalidi e portatori di handicap oltre il 67%, ciechi civili assoluti o parziali, sordomuti, minori beneficiari di particolari situazioni di fragilità o di disabilità, mutilati invalidi di guerra, invalidi del lavoro, cavalieri Vittorio Veneto, altre categorie tra virgolette minori dal punto di vista dell'utenza. Per questo tipo di categoria è prevista, come si diceva, una tessera che riconosca la loro situazione e gli permette di accedere a abbonamenti agevolati. Prima il trasporto pubblico locale è in capo, prima alla provincia, oggi alla città metropolitana, che attraverso questa convenzione ha il costo di 11 euro per ciascuna tessera, costo ovviamente per le pratiche che svolgono, quindi il costo per il comune, insomma, per l'ente, perché gli uffici di ACTV e di Atvo, che sono poi le due aziende che nel territorio svolgono le attività di trasporto pubblico locale, si occupano di verificare l'istruttoria, che vi siano i requisiti, di rinnovarle, di aggiornarle in base a ognuna di queste casistiche, alle indicazioni previste dalla norma regionale, e così agevolare i cittadini. E siccome questo sarebbe un compito in capo ai comuni, si troverebbero a dover fare l'istanza qua perché poi venga verificata dagli enti gestori, perché poi uno poi possa avere accesso a questo tipo di agevolazioni. Così facendo direttamente presso gli sportelli, nel nostro caso dell'azienda dei trasporti del Veneto Orientale, i cittadini possono avere il rilascio, il rinnovo e il duplicato. Mediamente in questi anni, l'anno scorso sono stati 3 i cittadini che hanno richiesto questo tipo di tessera, mediamente sono 6 o 7 i cittadini che ne hanno fatto richiesta, e quindi insomma è previsto comunque un servizio, insomma, anche se per poche persone, ma è utile agevolarlo proprio perché sono categorie deboli, categorie fragili, per cui è stato proposto di inserirlo all'ordine del giorno per il rinnovo nuovamente di questa convenzione. È aperta la discussione. Passiamo alla votazione. Ah, ok, bene, non avevo visto, scusi. Non avevo visto, prego, capogruppo, prego. Ci siamo capiti male, va bene. Votazione allora. Voti favorevoli? Io approvo all'unanimità. Votazione per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Io approvo all'unanimità. Quinto punto. Decreto legislativo 114 del 31 marzo 98 e legge regionale numero 10 del 6 aprile 2001, piano del commercio su aree pubbliche, mercato settimanale di San Stino capoluogo e modifiche. La relazione, la parola al Sindaco. Sì, l'aggiornamento del piano del commercio su aree pubbliche relativo al mercato settimanale di San Stino, che come tutti sappiamo si svolge il sabato mattina nelle vie del centro del capoluogo, per tutta una serie di motivazioni che poi dirò, prevede la necessità di essere riorganizzato. In parte alcuni passaggi sono già avvenuti in queste settimane, per far fronte ad alcune diverse necessità. Da un lato le necessità richieste
forze dell'ordine, in particolar modo dai vigili del fuoco, in tutta quella che è la materia di sicurezza e prevenzione incendi, con riferimento alle indicazioni tecniche per le installazioni e la gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse rimovibili e autonegozi, come sono definiti, per consentire poi il transito e l'accesso dei mezzi di emergenza dei vigili del fuoco o di altri mezzi di primo soccorso. C'è stata poi la sistemazione di Piazza Goldoni, che quindi ha rivisto e ridisegnato gli spazi, e sulla scorta di questo c'è stata la possibilità di riorganizzare in maniera diversa l'assegnazione degli spazi per i venditori ambulanti, e poi in conseguenza, insomma, nel tempo è stata l'occasione anche per sistemare un po' tutto il piano del mercato, in occasione di una serie di sistemazioni dell'area urbano o di modifiche della viabilità del centro abitato, ha fatto sì che ci fosse necessità di ridimensionare o spostare di qualche metro alcune di questi posteggi per le auto. Il numero di posteggi di fatto rimane invariato rispetto a quelli precedenti. Ci sono stati garantiti, insomma, confermati i posti esistenti con, come dicevo, alcune piccole modifiche sulle distanze e sulla ubicazione, i 7 posteggi siti in via Roma, quindi l'accesso del centro storico, e previsti posteggi in tutto attorno a Piazza Goldoni. Su Piazza Aldomoro ci sono stati alcuni piccoli interventi di sistemazione per garantire i raggi di curvatura ai mezzi dei vigili del fuoco, dopo una serie di sopralluoghi che hanno visto che in alcuni punti c'erano delle strettoie, quindi non riuscivano a garantire il famoso tubo nel quale loro devono avere la certezza di poter passati. Sono stati spostati e riallocati alcuni banchi, continuando su via Fratelli Martina, quindi dall'altezza del castello fino all'ingresso dell'oratorio, fino all'altezza della scuola materna, per recuperare alcuni di questi spostamenti, e sono stati eliminati 2 posteggi che erano siti in via Martina di scarpe ambulante, non mi ricordo più, vabbè, mi sfugge cosa, sì, vestiti, abbigliamento, insomma, che era lì, perché per garantire il passaggio e rispetto alla presenza dei marciapiedi e quant'altro, è stato prima verificato se vi fosse la possibilità con loro di riorganizzare gli spazi, ma la tipologia di merceologica e i loro spazi fisici minimi non garantivano di riuscire a conciliare le 2 necessità, per cui sono stati spostati quei due posti in altre 2 zone di via Fratelli Martina. Per quanto riguarda l'iter un po' che insomma, è iniziato a luglio dello scorso anno con una serie di verifiche, c'è poi stata, insomma, una richiesta di pareri a tutte le associazioni di categoria proprio per capire. Oggi è arrivato un parere, insomma, da parte con la quale ci si era incontrati qualche mese fa per approfondire un po' alcune perplessità che legittimamente e giustamente erano previste da parte dell'associazione dei commercianti. Alcuni aspetti sono stati chiariti. L'idea, insomma, che mi sento di ribadire questa sera, così come nel corso dell'incontro che si era svolto assieme, è quella che su quell'area di Via De Gasperi sicuramente può essere utile che vi sia la presenza di alcune bancarelle, di alcuni commercianti, o quantomeno di attività che possano comunque cogliere e invitare un ulteriore ingresso dell'area del mercato, ovviamente che possano garantire i metri sufficienti, così come richiesto come dicevo, dai vigili del fuoco, per poter passare. E quindi, viste le dimensioni che solitamente hanno le altre categorie merceologiche, la cosa più importante è quella che vi siano spazi, insomma, che non superino di fatto i 3x3 o comunque non superino i 3 metri di profondità, perché altrimenti non si riuscirebbe a passare nell'eventualità della necessità di intervento. È aperta la discussione. Capogruppo Vian, prego. Sì, buonasera. Nel preannunciare il mio ovvio voto favorevole per l'approvazione di questo piano, che, come ben spiegato dal Sindaco, è
un atto dovuto che va a mettere ordine a una situazione in ottica di sicurezza, appunto per quanto riguarda gli accessi all'area del mercato. Io approfitto, visto che l'argomento è quello del mercato, per chiedere il motivo per cui quel regolamento che ci è stato sottoposto a novembre scorso riguardante l'individuazione di aree riservate alla propaganda politica e alle associazioni di volontariato, che prevedeva appunto gli spazi all'interno di quella che è l'area mercato nei giorni di mercato e no, regolamento appunto che ci è stato sottoposto a novembre e personalmente aveva trovato il mio immediato appoggio, insomma, tanto più che avevo proposto di allargarlo anche al mercato settimanale della salute, cosa poi fatta appunto. Poi è arrivato Natale e io personalmente, insomma, insieme al gruppo che rappresento, aspettavamo la concretizzazione di questo, cioè, la messa in ordine del giorno di questo piano che avremmo votato volentieri, anche perché di qui a un mese e mezzo andiamo a votare, questo è il periodo in cui quanto mai questo regolamento sarebbe tornato utile, perché poi dopo il 10 giugno, per un po' di anni, diciamo, perché poi è strettamente legato alle comunali, scema un po' la necessità, ma un regolamento una volta che è votato resta valido ed è sempre buono. A novembre mi aspettavo dicembre mi aspettavo gennaio, abbiamo fatto alcuni consigli comunali, non l'ho più visto. Ora torniamo a parlare di mercato per una questione che è diversa, ma comunque l'ambito di interesse è quello, e quindi se potevate darmi una risposta su questo io vi ringrazio. Consigliere Ricatto, prego. Scusatemi, io nutro alcune perplessità, d'altronde lo abbiamo anche espresso attraverso l'associazione di categorie, nel senso che, voglio dire, una riorganizzazione, vista anche la nuova piazza Goldoni, andava fatta e poteva essere tranquillamente, come è stato fatto, riordinata, e magari cercare anche di chiudere quel famoso anello che ha, non si sa per quale oscura ragione, non riesce ad avere un flusso continuo di cittadini. Quello che mi sorprende è perché la situazione della via nostra qua accanto di Alcide Gasperi, avevamo allora proposto questa istituzione di posti di mercato per una ragione molto semplice, perché nel tempo l'esperienza ci aveva insegnato che dalla nascita poi del corso del donatore il giro delle persone che vengono ad acquistare il mercato si fermava praticamente, qualcuno o lo usava per uscire dall'altra area del mercato e andare direttamente al parcheggio, o addirittura arrivare e non fare più l'ultimo pezzo di strada, e quindi questo era un incentivo a visitare il mercato nel tutto il suo interesse. È chiaro che probabilmente il tipo di metraggio del banco che poteva essere anche un ostacolo ai mezzi di soccorso. Per altre cose, con i vigili del fuoco avrei fatto delle altre valutazioni, visto che noi abbiamo le pompe a distanze raggiungibili facilmente, per quanto riguarda almeno gli incendi. Per altre cose magari sarà un po' più difficile, un po' più complicato. Il senso della nostra perplessità era questo, perché anche domenica, che c'era la famosa fiera dei fiori, che c'erano gli hobbisti, si è visto che c'è una difficoltà proprio a fare quei 30 metri che portano all'entrata via Roma o Piazza Aldomoro, come era volete. E soprattutto, se voi vi mettete di fronte a dove ho io il negozio, la parte che va da Benedetto verso le fine è praticamente deserta, o comunque è una cosa da capire, visto che una volta era l'entrata e oggi non lo è più, ed è per questo che noi abbiamo discusso anche tante volte con i vigili preposto a questo, che è una situazione alla quale dobbiamo trovare una soluzione e togliere una possibilità, una trazione, una possibilità di acquisto, eccetera, eccetera, poteva essere per noi una cosa negativa, visto che anche
nel sondaggio fatto con i due che avevano il posto qua, che si sono stati spostati, le loro vendite, può sembrare strano, ma sono precipitate. E a volte sembra strana perché di fatto sono forse 40 metri, quindi voglio dire, adesso io conosco bene i miei colleghi, a volte piangono anche senza dolori, non ho motivo di pensare che questi dicono qua facevo 100, di là 50, magari non è così, ma qualcosa probabilmente nel giro, ma è una cosa strana da capire. Ecco, questo voglio dire, se noi lasciamo i posti devono essere non saltuari o ogni 2 settimane, 3 settimane come ho sentito, perché il futuro è la desertificazione. Siccome che tra l'altro ho scoperto che andrò a fare una ricerca perché la delibera istitutiva è del Podestà, quindi è storico, quindi volevo dire, è storico, voglio dire, distruggere una cosa che ci hanno lasciato e sta andando verso il secolo, voglio dire, è qualcosa che mi fa male il cuore. Però al di là di questo, voglio dire, dovrebbe essere un sistema integrato tra chi è fisso e chi è mobile, e quindi dover dare almeno un giorno alla settimana. Abbiamo visto che anche col tempo il mercatino del chilometro zero piano piano ha trovato la sua dimensione, probabilmente prima ha fatto disastri, adesso si è integrato sul sistema di vendita, quindi ognuno ha la possibilità di scegliere, quindi se non si è riusciti a distruggere quello che esisteva, probabilmente il sistema è in equilibrio e quindi funziona per chi viene e per chi resta. E il tentativo è questo, cercare di, anche se si è ridimensionato gli spazi, di non fare che queste cose rimangano saltuarie, perché alla fine sarà che la gente non adopererà più quel pezzo di strada per venire in piazza e tutte le attività che hanno purtroppo la sfortuna di essere su quel tratto probabilmente ne risentiranno. L'unica cosa, io avrei voluto, ho chiesto qualche volta anche ai vigili, l'assegnazione dei precari, che è ore 7 l'inizio delle vendite, assegnazione dei precari 8, cosa significa? Che se io consegno il posto a un precario alle 8:15, questo entra in mercato 8:30, con mezzo, quindi con rischio, eccetera. Io direi che sarebbe bene, soprattutto anche nelle fiere, che spesso succede, che qualcuno si prende il posto, con i 20 euro si mantiene la concessione decennale e poi magari non si presenta e va da un'altra parte, sarebbe bene che questi, chi non viene, un termine massimo di dire fai una telefonata entro le 7x e allora io posso movimentare la gente all'interno del mercato senza avere problemi di ordine pubblico e di altro. Grazie. Capogruppo Canali, prego. Grazie. Finita la commissione, poi mi sono guardato un po' questo discorso del mercato, mi è sorta una... No, lì ci arrivo per altro motivo. No, mi era sorta una domanda, no? Ad esempio, io prendo la postazione numero 6, dice che ha una dimensione di 6 metri per 5, è ubicata in via Roma ed è un alimentare. Faccio l'ipotesi, ho pensato, che questa persona, per ovvi motivi, un domani cambi il mezzo, le dimensioni del banco e non sia di questa misura. Cosa succede? Mettiamo che sia di 8 metri, non più di 6, perché cambia furgone, cambia quindi la metratura che gli serve. Cioè, bisogna trovargli un'altra collocazione, perché sono fisse queste misure, probabilmente. Sulla questione invece della delibera del Podestà, ma mi veniva una considerazione. Dal 32 al 35 ci sono state delle delibere che hanno istituito o forse modificato i posteggi, poi abbiamo avuto un buco fino al 97, ci sono state 2 delibere di Consiglio Comunale, 3 scusate, poi ci sono seguite 4 delibere di Giunta. E perché oggi veniamo in Consiglio e non ho capito come mai ci sia stata questa commistione con delibere di Giunta e delibere di Consiglio Comunale? La parola al Sindaco. Sì, allora vado un po' per ordine partendo dal capogruppo Vian. Allora, in merito al regolamento, molto banalmente, per l'avvicinarsi della tornata elettorale, visto che comunque gli aspetti da approfondire del regolamento erano diversi, era il motivo per cui
a novembre si era tentato di portarlo in commissione per avviare una discussione, poi per tutta una serie di motivi la preoccupazione del modo di arrivare troppo a ridosso della tornata amministrativa, che adesso sappiamo essere il 10 giugno, ma poteva magari essere il 4 marzo, no? Per capirci, nel senso che poteva essere a ridosso, quindi ci pareva che potesse scattare quel meccanismo tipo della legge elettorale che viene fatta a 3 mesi delle votazioni, no? E che magari potesse, quindi con così, la polizia locale, voi siete visto le modalità con le quali loro stanno assegnando in base alle richieste dei vari gruppi in questo periodo sono un po' quelle che avevamo individuato o comunque ragionato su quel regolamento, e quindi individuando l'area, allora, togliendole perché non c'erano più gli spazi in Piazza Aldo Moro, i gazebi delle organizzazioni che non fossero commercianti, che non fossero ambulanti da Piazza Aldo Moro, proprio perché rimanesse quel tipo di attività, dando priorità fronte Fontana a tutte quelle iniziative sociali, ricreative, culturali che non fossero legati a attività di propaganda o cose di questo tipo, e assegnando gli spazi a ridosso di Piazza Goldoni con un po' quelle modalità che c'erano, utilizzando questo periodo che è quello sicuramente più impegnativo dal punto di vista quasi di prova, ecco, per vedere se questo meccanismo può funzionare, anche perché poi sicuramente dopo giugno, nel corso dell'estate, secondo me sarà opportuno che chiunque sia normi, insomma, definisca e chiuda quel regolamento, anche perché nulla vieta che a ottobre si torni a votare, non magari per il comune, ma per altre tornate elettorali, se le consultazioni non daranno esiti di vario tipo, no, forse. E quindi ecco, il motivo molto, onestamente era un po' questo. Sì, infatti mi ha risposto al dubbio che avevo, perché qualche settimana fa la comandante della polizia locale, in occasione di un nostro gazebo, mi ha detto più o meno sta roba qua, ha detto: anche se non c'è ancora io faccio come se, e detto tra noi, per carità, a me va benissimo, però non è proprio così, anche se non c'è io faccio come se vogliamo fare i pignoli, quindi a noi va benissimo, ci siamo messi dove ci ha detto di metterci, però faccio come se anche no. Sì, ma ecco, il ragionamento è stato un po' questo, evitare di arrivare troppo a ridosso, perché se eravamo tutti d'accordo perfetti al 100%, magari lo sarebbe stato un problema, no? Ovviamente per essere tutti d'accordo al 100%, a mio avviso, visto che poi le forze che utilizzano spesso gli spazi non sono sempre solo quelle in consiglio, ma magari ci sono anche gruppi che non hanno rappresentanze in consiglio, che magari sistematicamente fanno i gazebi, c'erano già delle autorizzazioni esistenti tra l'altro, per cui poteva qualcuno vederlo come un modo per fare un blitz, uso questo tipo di... Sì, perché oggi sappiamo che è solo giugno, vedo molto francamente, no? Perché a novembre e dicembre poteva anche essere benissimo che la tornata elettorale fosse coincidente a marzo, a aprile, magari fosse l'election day, quindi era proprio una cosa, ecco, questa è stata un po' la preoccupazione, lo dico con molta franchezza e onestà, insomma, non c'erano altri motivi, insomma, da questo punto di vista. Ecco, un altro tema, visto che si parlava di organizzazione e regolamentazione, che sicuramente interesserà i mercati, le fiere, e nei prossimi mesi, adesso qualche giorno fa in conferenza dei sindaci è stata poi inoltrata una lettera al prefetto, insomma, al futuro pensionato, prossimo pensionato prefetto Boffi, ma per chiedergli di incontrare i sindaci in merito a tutte quelle che sono le questioni della safety security, no? E di tutte quelle strumentazioni di messa in sicurezza con barriere, non barriere, rimovibili, perché è vero che c'è una circolare che richiama norme già esistenti, è vero che ci sono tutta una serie di attività che in questi mesi sono state gestite, è vero anche, e aveva detto, che nel territorio regionale sicuramente, e quindi potrei dire nazionale, l'atteggiamento rispetto all'applicazione, agli ambiti di applicazione di questo tipo di misure non è così uniforme, perché qualcuno avrà avuto occasione di partecipare alla fiera a Mota qualche settimana fa, io ci ho partecipato e personalmente non ho visto una barriera, no? Quindi, e non credo che lì qualcuno abbia fatto qualcosa di diverso, probabilmente le modalità di valutazione del rischio dell'avvenimento sono diverse, quindi è opportuno che
e questo è l'oggetto della richiesta, insomma, che la neopresidente Aliprandi farà al prefetto, quello di incontrare i sindaci per darsi non solo una linea guida comune, ma anche per chiarire alcune questioni e anche per capire gli ambiti di applicazione, perché noi fino ad oggi al mercato settimanale non sono applicate, ma non mi pare un evento così diverso dalla fiera di domenica, quindi se vale per la fiera è opportuno che valga anche per il mercato settimanale o il contrario, ecco, tanto per essere chiari. Però in questo momento, insomma, la classificazione dei rischi sembra essere definita in un certo modo e quindi è opportuno fare chiarezza, quindi questo è sicuramente un prossimo tema di discussione. Rispetto alle considerazioni del consigliere Riccardo, sicuramente soprattutto per i mercati poi più o meno facile da capire, anche per me, figurarsi se tra virgolette è un aspetto già difficile da capire per chi si occupa quotidianamente di quel settore, figuratevi per me. Sembra impossibile, ma sicuramente lo spostamento dei banchi, anche se magari di pochi metri, crea delle conseguenze rispetto a questo tipo di attività. Ecco, quello che si è tentato di fare rispetto alla proposta o alle indicazioni iniziali che c'erano giunte, che erano quelle di togliere completamente gli ambulanti, i posteggi previsti su via Roma e quindi di fatto su via De Gasperi, perché c'erano dei punti, delle distanze che per arrivare coi mezzi, al di là della presenza delle pompe, di punti di raccolta dell'acqua e quant'altro, erano complicate. Si è poi fatto una serie di sopralluoghi quasi al centimetro, ecco, per riuscire a garantire che ci sia almeno una profondità di una trentina di metri da un lato e dall'altro, in modo tale che si siano salvaguardati gli ambulanti, insomma, e la definizione del mercato così come siamo abituati a vederla, e cercando di... Con lo stesso meccanismo si è ragionato su Piazza Goldoni, insomma gli spazi e le nuove metrature della piazza e anche la parte antistante alla fontana permettono rispetto a prima di organizzare in maniera diversa gli spazi e quindi di fatto, insomma, alcuni anche degli spostamenti, alcuni degli ultimi mercati, insomma, mi pare che anche i precari che sono stati assegnati nella fase di completamento abbiano, tra virgolette, accettato più volentieri rispetto a quello che succedeva prima, probabilmente perché un po' alla volta si sta creando. Quindi secondo me su via De Gasperi bisogna insieme, insomma, commercianti sastinesi, le associazioni di categoria, ovviamente il comune per quella sua parte, individuare, stimolare, capire, trovare, insomma, qualche soluzione definitiva che possa interessare via De Gasperi, siano degli espositori di un certo tipo, siano hobbisti, siano attività commerciali che magari hanno le caratteristiche per poter rimanere all'interno e garantire che ci siano degli spazi di sicurezza. Ovviamente sarebbe sicuramente interessante per continuare a garantire quel circolo. Ecco. Fortunatamente, come dicevo, nelle prossime settimane, insomma, un paio di attività di cui una che è commerciale, insomma, una pescheria, avranno luogo in quel caso, sicuramente magari rispetto all'attività di ufficio, insomma, di un ufficio che c'era prima, aiuterà, insomma, a creare un po' di movimento e quindi a portare le persone in quella zona, per cui, insomma, i prossimi mesi aiuteranno un po' a chiarire, ecco, tutta l'evoluzione del mercato, mercati che ne discutevamo anche proprio nell'incontro con Ascom. Ormai sono rimasti pochissimi, c'è una storia molto più forte e anche diffusa nei nostri territori, ormai marcati significativi che hanno più di 30-40 banchi, è rimasto Portogruaro, è rimasto Caorle, San Stino e San Donà, e gli altri sono tutti piccoli mercati, dico, della nostra zona, qui della Venezia orientale. Rispetto a anni fa sono rimasti molto meno, per cui, ecco, sicuramente è uno di quei settori su quali è interessante, anche perché poi le evoluzioni della società incidono direttamente, l'abbiamo visto, insomma, ne abbiamo parlato anche in consiglio, credo, la chiusura del sabato delle scuole ha avuto un'incidenza che ovviamente nasce da altre motivazioni, ma poi abbiamo visto che di fatto il sabato l'orario di flusso si concentra su un'ora e mezza, mentre prima c'erano 3-4 ore, quindi dal mattino, dalla consegna dei ragazzi, iniziava un movimento più costante. Adesso si concentra tutto in meno tempo e ovviamente limita anche un po' la presenza da questo punto di vista. Sì, ecco, arrivando alla riflessione rispetto al mercato e al mercato settimanale, ecco, dal punto di vista degli spazi il consigliere Vian sicuramente potrà essere più preparato di me. Gli spazi sono assegnati rispetto a una
determinata definizione, quindi nel caso specifico era 8x3 o quello che è, quello è, nel senso che nel caso che venga sostituito il mezzo, e questo è stato uno dei problemi che nel tempo un po' si è creato, non perché occupassero più spazi, ma perché ad esempio le tende hanno avuto modalità di apertura diverse, insomma una serie di attività, ma se non erro gli spazi quelli rimangono definiti, possono esserci dei cambiamenti che riducono la dimensione. Nel caso che la dimensione aumenta, ovviamente la concessione riguarda quello spazio con quelle caratteristiche, per cui diciamo l'ambulante, quello che deve cambiare il proprio autonegozio, tra le valutazioni, ecco, che deve fare anche rispetto a l'area di destinazione che ha, altrimenti potrebbe rinunciare al posto, insomma, e ripartire con un meccanismo. Anche qua, su tutto il tema delle licenze e quant'altro, da mesi ormai c'è una discussione in piedi. Io anche proprio l'altro giorno, visto che si parlava di safety security, ho aggiunto anche questo tema, che è tutto il discorso della Bolkestein, in cui in questi anni si è discusso giustamente anche per il 90% del problema delle spiagge, delle concessioni demaniali, di tutte le attività, però riguarda anche tutto questo tipo di temi. È stato affrontato nelle grandi città per i problemi che hanno, però infatti si discuteva che forse è il caso che i comuni, senza che ognuno si muova per i fatti suoi, noi abbiamo un funzionario, quello è, ovviamente si muovono assieme per capire e cercare di gestire bandi, gare, concorsi. Adesso c'è stato un ulteriore rinvio, ma prima o poi sta norma o la cancellano o entrerà in vigore, come è entrata in vigore in altre parti d'Italia, e quindi con delle conseguenze rispetto alle graduatorie, alle licenze, ai bandi e quant'altro. Se non ci sono... Sì. Giunta e Consiglio attiene molto alla tipologia delle modifiche, all'individuazione degli spazi e all'assegnazione o meno di nuovi posteggi. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli. Contrari? Nessun contrario. Astenuti? 2 astenuti. Il Consiglio approva. Votazione per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli. Contrari? Nessun contrario. Astenuti? 2 astenuti. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Sesto punto. Iniziative in ordine alla tutela della continuità didattica e dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante dopo la sentenza numero 11 del 2017 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Per la relazione la parola al Sindaco. Sì, allora questo è un tema, tra virgolette, non propriamente del Consiglio dal punto di vista delle sue funzioni, ma che interessa la comunità San Stefano, alcuni aspetti, così come c'è stato segnalato, insomma, sia da alcuni insegnanti sia da diversi genitori in queste settimane, che riguarda tutta quella discussione che, usando qualche termine, insomma, che è girato nella discussione anche mediatica da questo punto di vista, riguarda tutto il tema degli insegnanti diplomati che insegnano presso le nostre scuole, quindi diplomati magistrali che sono inserite in quelle che sono le cosiddette graduatorie ad esaurimento. Di fatto in tutto quello che è il mondo della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie c'è una preoccupazione e incertezza che nasce da una sentenza della plenaria del Consiglio di Stato, che ha ritenuto non più idonei per accedere alla docenza i titoli dei diplomati magistrali inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimenti, titoli che sino alla pronuncia consentivano di accedere a assunzioni a tempo indeterminato e consentivano anche, come diceva, quindi l'operatività, la funzionalità. È un tema che riguarda 60.000 insegnanti e diversi, come dicevo, anche nel nostro territorio. Se non erro, so che qualcuno probabilmente anche in sala, una decina, 10 sono gli insegnanti coinvolti nelle scuole dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. E quindi ci è sembrato utile, insomma, sottoporre alla discussione e all'approvazione del Consiglio questo ordine del giorno che, come dicevo, partendo da questa sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio, che ha un po' stravolto una serie di indicazioni che erano state date da diversi TAR rispetto ad alcuni ricorsi, sempre in via temporanea, ma che avevano dato un indirizzo, avevano accolto, insomma, le ragioni esposte
nei ricorsi presentati dai diplomati magistrali, i quali rivendicavano il diritto di vedere riconosciuta anche dopo il 2007. È un tema che in queste settimane ho approfondito, particolarmente anche complicato, proprio perché il mondo della scuola da questo punto di vista è abbastanza complicato e nasce da molto più lontano, insomma, con tutta una serie di interventi che poi nel tempo si sono succeduti all'interno della gestione del reperimento e dell'inserimento degli insegnanti all'interno delle scuole. Quindi anche dopo il 2007 la validità del proprio titolo di studio al fini dell'inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Quindi di fatto sono stati inseriti in queste graduatorie e messi in ruolo, anche se con riserva, tutta una serie di insegnanti che ora sono stati dichiarati illegittimi con i contratti stipulati a tempo indeterminato dai docenti diplomati, con ovviamente un conseguente licenziamento di diversi di questi che, pur avendo superato in molti casi anche l'anno di prova, dovranno retrocedere nelle graduatorie di istituto, ritornando alla condizione di supplenti. Ovviamente, come dicevo prima, c'è tutta una preoccupazione, dicevo, diversi genitori in via formale o informale, insomma, in questi giorni hanno segnalato la loro preoccupazione e alcuni di loro mi hanno mandato una lettera di cui in alcuni stralci la leggerei, insomma, perché testimonia quella che è poi il sentore del genitore, che al di là di tutti questi aspetti tecnici, legislativi o politici hanno le preoccupazioni. Quindi non intendiamo in questa sede, leggo in questa nota, esprimerci sulla questione dal punto di vista tecnico, legislativo o politico, ma semplicemente esprimere le nostre preoccupazioni come genitori fruitori di un servizio pubblico e pertanto in difesa dei nostri figli, i primi soggetti incolpevoli di questa vicenda e purtroppo i primi a subirne le conseguenze. Vorremmo sottolineare che la precarietà degli insegnanti si riflette sulla collettività e sulla società. Questo è un tema che riguarda tutta la precarietà del mondo dell'insegnamento, a mio modesto parere, e quindi continua poi questa nota: chi sarà nominato per ricoprire le migliaia di cattedre che rimarranno scoperte, chi saranno i docenti dei nostri bambini, e quindi una serie di preoccupazioni, quindi di ritrovarsi a settembre con una serie di cambiamenti che già sappiamo, insomma, che accadono naturalmente, diciamo, ma che potrebbero essere conseguenti in maniera significativa anche in virtù di questa situazione. E quindi ribadiscono il valore dei rapporti che si instaurano tra i bambini e le maestre, ricordano, insomma, i danni che poi ci sono quando ci sono cicli scolastici con maestre, con insegnanti che ci sono a singhiozzo, e quindi ovviamente manifestano la loro attenzione e solidarietà nei confronti delle insegnanti con le quali in questi anni, per molti anni, hanno avuto un rapporto continuativo e costante. Per cui, ecco, nel chiudere un po' questa presentazione, io direi di sottolineare, insomma, l'adesione a questo tipo di ordine del giorno, ma che impegna, e credo che anche da questo punto di vista sia una segnalazione anche equilibrata rispetto a quelle che sono le esigenze e le necessità di tutto il mondo della scuola, impegna la Giunta a operarsi presso tutte le sedi istituzionali competenti affinché venga urgentemente trovata una soluzione, in primis ovviamente da parte del Ministero, come ne abbiamo discusso e accennato anche in Commissione, che da una parte quindi tuteli le posizioni dei docenti interessati alla piena continuità educativa degli istituti scolastici, e dall'altra non vada a confliggere con gli equivalenti interessi dei docenti in possesso di laurea. E mi pare che, credo, insomma, che spero, insomma, che il Consiglio Comunale su questo abbia piena condivisione. È aperta la discussione. Consigliere Ricatto, prego. Solo per accennare due cose. Mi manca il capogruppo Moro, perché stasera tra l'istituzione di una delibera del Podestà e il disastro del governo Renzi potrei divertirmi un po', ma a parte questo, la battuta che spero mi venga concessa, io credo invece, facendo riferimento a quello che lei ha detto all'inizio, i consigli comunali si distinguono anche per queste cose. Davanti a situazioni di questo tipo debbono testimoniare la vicinanza a chi subisce un cambiamento di regole in corso. Questo è un paese che non si sa quando si va in pensione o altre cose, e quindi credo che noi voteremo convinti questo documento, che spero impegni fortemente non solo la Giunta ma anche tutto il Consiglio Comunale a fare tutte le azioni possibili per tentare, nei limiti del possibile, di dare delle risposte serie, soprattutto a chi sta rischiando di perdere il posto di lavoro,
ma i genitori che hanno diritto di sapere prima dell'inizio dell'anno con chi avranno a che fare come maestro o come insegnante, e soprattutto tutte quelle persone che hanno studiato, in questi anni si sono adoperate per l'educazione dei nostri figli e che meritano almeno di avere la certezza di avere un posto di lavoro. Quindi io credo che questo è un documento che voteremo sicuramente e spingiamo perché questa situazione venga portata in qualsiasi sede. Capogruppo Canali, prego. Grazie. Preliminarmente volevo manifestare la solidarietà alle insegnanti che si trovano in questa situazione. Io credevo che quello della precarietà fosse un tema che era terminato quando io andavo a scuola negli anni '80, vedo che nel 2018 siamo ancora alle prese con queste situazioni. Credo che per chi è già precario e debba combattere la precarietà e si veda mettere in discussione il suo titolo di studio, la cosa sia quantomeno difficile da digerire, perché è come se io col mio diploma di scuola superiore acquisito alla fine degli anni '80, no? Io ho fatto un percorso di studi che lo Stato mi ha detto che doveva essere fatto in quella direzione e mi dava un titolo abilitativo. E poi questa cosa mi viene detto che non è più sufficiente per poter fare una serie di cose che prima potevo fare. E quindi io cosa ho studiato a fare? Cioè io ho fatto quello che lo Stato mi ha detto di fare. Ho fatto un percorso, ho studiato delle materie, ho sostenuto degli esami, successivamente sicuramente hanno studiato ancora per poter rimanere al passo coi tempi, e oggi questa cosa che deve essere risolta dalla politica e poteva essere risolta prima dalla politica viene demandata alla giustizia amministrativa. E questo io credo che sia una cosa tipica italiana, non si riesce a trovare una soluzione e scusate se lo faccio l'accenno, perché adesso siamo in una situazione in cui un governo non c'è, ci vorrà un po' di tempo perché venga definito, sappiamo benissimo che i numeri sono ballerini e per cui non sarà un governo stabile, quando prima avevamo un governo e che c'era anche un ministro dell'istruzione che credo non avesse neanche la laurea e quindi poteva benissimo capire quali erano i problemi di chi ha un diploma in tasca e si trova a dover affrontare un mondo del lavoro. Quindi ben venga questo impegno che assume stasera questo Consiglio Comunale, posso dire, la solidarietà e l'augurio che la cosa trovi la giusta soluzione sia per chi ha un diploma sia che per chi ha nel corso degli anni acquisito una laurea. Oggi, come posso dire, la laurea è il diploma dei nostri tempi. Tanto è vero che c'è la triennale e la quinquennale e quindi insomma si sono spostati un po' i baricentri, però questo non vuol dire che spostare un baricentro debba mettere fuori gioco tutta una generazione di persone che per percorsi scolastici ha un diploma in tasca. Sì, un intervento da parte del Sindaco. Vabbè, ovviamente non c'è molto da aggiungere nelle riflessioni che sono state fatte. Quello, e lo vediamo ogni anno, purtroppo da tanti anni, da troppi anni, anche col susseguirsi, io non la metto in politica ovviamente, ma col susseguirsi di ministri, leggi, purtroppo ogni volta dovrebbero essere delle riforme strutturali tali per cui la riforma lo è nella misura in cui per 8, 10, 15 anni no, è in grado di dare risposte con tutta la serie magari di piccole modifiche per adattarle, ma in Italia si annuncia c'è questa sindrome di dare la parola riforma, metterla davanti a qualsiasi cosa che si vuole fare, e poi molto spesso non si parla di riforme ma di interventi poi per sistemare situazioni che si vengono a creare, perché in questi anni, tanti diversi anni, sono problemi che partono anche da molto lontano, che molto spesso non sono mai state affrontate, e non faccio riferimento solo a questo, ma insomma, c'è chi ha fatto più concorsi, che ha fatto un concorso e poi ha dovuto farne un altro, insomma ci sono tutta una serie di situazioni che sono abbastanza surreali. L'interesse, credo, comune, insomma, che emerge da questo Consiglio è quello in merito al fatto che ci sia non solo la continuità didattica che è importante, che ci sia
un rapporto di serenità e credo positivo tra tutti gli operatori che ci sono nel mondo della scuola e tutti quelli che hanno poi ovviamente quotidianamente a che fare con i ragazzi che ogni giorno tra l'altro si assumono e sono caricati al di là del titolo che li abilita a insegnare, a essere presenti nelle nostre scuole, ma si trovano ad avere sicuramente responsabilità e incombenze diverse, perché poi nella gestione quotidiana di una classe di alcuni bambini, stamattina alla Piaget c'era una prova di evacuazione che hanno fatto con i bambini rispetto a un eventuale incendio, quindi con l'uscita, con gli insegnanti che hanno anche loro poi spento il principio di incendio proprio perché anche le incombenze dal punto di vista della responsabilità, della sicurezza ricadono anche su di loro, per cui il mondo della scuola, il mondo diciamo quotidiano sul quale ci si trova a discutere credo sia molto importante, e trovare soluzioni di buon senso come quella che viene ribadita anche nel corso di questo ordine del giorno credo dimostri una volontà che se si è in grado tutti di mettere in campo, tenendo insieme gli alunni, le famiglie, gli insegnanti e creando un clima costruttivo, poi è utile a tutti quanti, se no si rischia di finire come dicevano prima, i ricorsi contro i ricorsi dove la politica si toglie dalle responsabilità che ha, lasciando alla giustizia amministrativa o alla giustizia ordinaria a gestire le questioni, cosa che una volta può andare bene, una volta può andare male e non dà mai certezza, per cui ovviamente credo che lo spirito con il quale questo ordine del giorno è arrivato in Consiglio sia poi quello con cui è sottoposto in votazione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Non c'è l'immediata eseguibilità, quindi passiamo al settimo ed ultimo punto, che è l'interrogazione. Prego, grazie. Interrogazione dei consiglieri Canali e Ricatto, avente ad oggetto Scuola dell'Infanzia Jean Piaget, sita in San Stino di Livenza, sede 1, per capogruppo Canali. Prego. Grazie, do lettura del testo dell'interrogazione. Premesso che nell'ambito comunale è presente l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di San Stino di Livenza, il quale ha dislocati nel territorio tra gli ordini di scuole numero 3 scuole dell'infanzia, che nel capoluogo è ubicata la scuola dell'infanzia Jean Piaget, sede 1, la quale dispone di 2 accessi per gli infanti che la frequentano, di cui uno ricavato nel piazzale asfaltato riservato quale accesso a quanti utilizzano lo scuolabus, che l'accesso per tutti gli altri infanti è ricavato nel tratto pedonale che conduce al cimitero, tratto attualmente costituito da terra battuta con del ghiaino, che tale percorso in caso di precipitazioni atmosferiche o in caso di nevicate e conseguente scioglimento per la sua natura di terra diventa poco praticabile, con la conseguenza che chi lo percorre è destinato ad inzaccherarsi, in particolare gli infanti che si recano a scuola ed i cittadini che si recano al Camposanto. Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali Giuseppe Canali e Luca Ricatto intendono, con la presente, chiedere all'amministrazione comunale quali siano le determinazioni che intende assumere al fine di evitare in futuro che la problematica segnalata si ripresenti. Risposta da parte del Sindaco. Sì, allora faccio una breve premessa rispetto al perché è stato aperto questo secondo accesso alla scuola, no? Che nasce da una necessità che è emersa nel tempo di messa in sicurezza degli alunni, perché sull'accesso pedonale carrabile che c'è sul lato del parcheggio del distretto, della scuola per capire, più di qualche volta si creavano dei momenti di difficoltà nella gestione dei ragazzi, delle mamme, dei papà, dei genitori, insomma, e degli insegnanti nell'uscita e nell'entrata a scuola, per la presenza di auto, per l'entrata e l'uscita dallo scuolabus, nei mezzi durante magari l'orario all'ingresso di servizio, diciamo, per cui si è ricavato su quel lato questo ulteriore accesso che permetta una uscita più in sicurezza su un'area ciclopedonale, quindi non direttamente su un parcheggio come avveniva prima, con condivisioni da parte della scuola nello specifico. Quella manutenzione viene fatta da parte del Comune. Gli intendimenti quali sono? A nostro avviso, per la sua natura di percorso sterrato, di percorso a mobilità lenta, gli interventi che andranno fatti saranno quello di prevedere in questi giorni
col bel tempo verranno anche riportati un po' in quota quegli avvallamenti e quelle buche che si sono create, che ci sono sull'ingresso della stradina. In prospettiva, a mio avviso, va individuata una soluzione che da un lato garantisca comunque questo accesso, dico, sterrato, potrebbe essere del ghiaino stabilizzato, delle betonelle, o comunque una soluzione che garantisca da un lato la naturalità dell'accesso, perché mi pare anche comunque un accesso bello senza intervenire con asfaltature o cose particolari, e al tempo stesso, insomma, come dicevo, garantire questa naturalità e dall'altro lato far sì che non vi siano più questi problemi con il formarsi di pozzanghere, con tutta una serie di difficoltà legate all'accesso, e che quindi ci sia una pavimentazione, un terreno che sia piano, tutelato, che non permetta, insomma, particolari disagi rispetto all'ingresso e all'uscita dalle scuole, insomma, e a chi si reca al Camposanto per quel percorso protetto. Vuole intervenire? Per dichiarazione sono soddisfatto nella misura in cui, come posso dire, si è preso atto di questa problematica e si intende dare ad essa una soluzione. Io spero che poi i tecnici trovino la soluzione più idonea, perché poi con le prime piogge la cosa non si ripresenta. Dichiaro chiuso il Consiglio, buona serata.